Bene, signore e signori, ladies and gentlemen, ci ha incontrato Dino Cani, Comitato Macchitella, Associazione Macchitella. Dice, va che fa? Tu vieni a fare un giro biologico a Macchitella? Staca là. Ma di... No, io sulla telecamera, ma di... Questi, tutte le quane... Vediamo cos'è questa vasca. Sta vasca, perché mi dici di pigliare sta vasca? No, da lì esce un bel po' di puzza. Siamo stati chiamati da diversi residenti di Macchitella e di Macchitella, ormai è insostenibile la situazione, perché sentono puzza. La settimana scorsa c'è stata la dichiarazione dell'assessore Ventura, che a valle di una conferenza di servizi spiegava che la puzza era dovuta al travaso di due vasche, mentre noi, gente che lavorava qua dentro, ci conferma che per travasare due vasche ci vuole mezza giornata, non una settimana. In ogni caso, come puoi vedere, dove stanno lavorando, quello è il digestore. Stanno smantellando il digestore ha una funzione di raccogliere i fanghi che si accumulano, quindi vengono trattati e poi passati alla pressa dove vengono pressati i fanghi. L'impianto senza digestore potrebbe marciare per una ventina di giorni, dopodiché necessariamente devono passare al digestore. Ora senza digestore non so io questi fanghi dove vanno a finire. Un'altra cosa, che se andiamo poi qua dove si vede il torrente, a monte dell'impianto abbiamo il flusso fermo di acqua, mentre a valle si vede un bel flusso di acqua, che anche di colorito di acqua, che sgorga verso il mare. E la nostra preoccupazione, non sappiamo che tipo di acqua è.